Siamo nella sede della Proloco di Volpago del Montello con il presidente Mario Frassetto. Cos'è stato questo anno per la vostra associazione? Quanto avete sofferto come volontari di restare fermi e che cosa avete potuto fare? Noi abbiamo sofferto perché, come tutti d'altronde, abbiamo fatto due cose nel 2020. Siamo riusciti a fare il carnevale, poi abbiamo incominciato a lavorare per la Fiera degli Uccelli e la Mostra dei Fiori e non sono andate in porto, come sappiamo tutti cosa è successo, perché il carnevale l'abbiamo fatto a gennaio. Poi nell'arco dell'anno noi abbiamo diverse manifestazioni che sono state tutte annullate. L'unica cosa che siamo riusciti a fare è stato il presepe, che è il presepe luminoso che abbiamo nel Parco Trevisani nel Mondo, e il nostro dispiacere è stato che non siamo riusciti per 2 annate consecutive a fare la mostra dei vini. Questo è stato il nostro grosso dispiacere, perché è il cavallo di battaglia della Proloco di Volpago, anche perché noi abbiamo lottato per fare una mostra dei vini Asolo Montello, perciò ancora prima che nascesse il consorzio noi avevamo la dicitura Asolo Montello. Avevate unito i territori. Presidente, qual è la geografia della Proloco? Con quanti siete adesso? Quanti anni avete alle spalle di attività? La Proloco è nata nel 1956 e anni alle spalle ce ne sono diversi. Poi ci sono stati degli anni bui, degli anni belli. Nell'ultima 2020 eravamo 120 soci e purtroppo non avendo fatto tessere negli ultimi 2 anni adesso siamo molto meno, però si spera di tornare superiori quando che ci saranno le aperture, perché è facendo manifestazioni che per strada trovi soci, e questa è la nostra politica. Paolo Bianchi, segretario della Proloco di Volpago del Montello, siete riusciti a fare la 45esima edizione della vostra gloriosa mostra dei vini, poi quella dell'anno scorso, del 2020, ovviamente non si è svolta, però avete trovato un sistema per far conoscere egualmente le produzioni vinicole di questo pregiato territorio. Mi racconta cosa avete ideato? Sì, allora noi abbiamo pensato assieme appunto al direttivo, ai nostri soci, di cercare di mantenere vivo in qualche modo il legame che avevamo creato in maniera così stretta e importante sia con le aziende produttrici sia con il nostro pubblico. Quindi l'unica cosa che ci è venuta in mente di poter concretamente realizzare è stato quello di veicolare sulla nostra pagina Facebook le informazioni riguardanti appunto le aziende, quindi mantenere vivo il legame tra produttori, tra noi e il pubblico. Di conseguenza periodicamente dedichiamo sulla nostra pagina uno spazio ad ogni cantina, spiegandone la storia, un po' le particolarità, dando visibilità anche magari qualche curiosità sulla cantina stessa, sui vini, prodotti, e quindi diciamo cercando magari di invogliare i nostri appassionati, i nostri soci e le persone che ci seguono a scoprire di più, andare a visitare le cantine e quindi in qualche modo appunto tenere vivo questo importante rapporto. La mostra fa parte della rassegna del delizia d'autunno, quindi si colloca normalmente tra la metà di novembre e la prima settimana di dicembre, quindi quello sarebbe il periodo indicato. Poi ovviamente in base alle condizioni vedremo se sarà possibile mantenere la data oppure